I danni dall'acqua alta di novembre alle opere pubbliche di Venezia sono stati quantificati in 320 milioni di euro. Con l'inizio del conto alla rovescia per l'entrata in funzione del Mose, probabilmente da giugno ma solo per le emergenze, arrivano anche le prime cifre del mese senza precedenti sul fronte dell'alta marea vissuto in città. Manca il totale dei danni subiti dal privato perché c'è tempo di presentare le richieste di rimborso fino al termine di gennaio. Secondo il sindaco Brugnaro si può ipotizzare una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni. Alcuni rimborsi non sono assolutamente arrivati perché stanno facendo ancora le stime dei danni. Interventi da parte delle banche ci sono già state, quindi c'è gente che ha potuto attingere a dei fondi per rimettere tutto in ordine, soprattutto i consorzi arenili, quelli che gestiscono le spiagge, che sono quelli che hanno avuto i danni maggiori. Non solo Venezia ha subito danni a novembre, ma gran parte del litorale. Per chi lavora nel ramo del turismo i problemi sono arrivati però anche dalle disdette che hanno colpito il comparto in queste settimane. Si è abituati a drammatizzare tutto quanto, quindi quando si dice non c'è più sabbia, è stata portata via la sabbia, sembra che le spiagge siano destinate a morire perché non hanno più spiaggia. Questo non è assolutamente vero. Il mare prende e porta. Il problema di Jesolo è 1,5 km che effettivamente ha delle difficoltà, ogni anno ha bisogno di ripascimento, quindi riportare sabbia perché mancano i pennelli a mare, perché il mare quindi porta via. Ma tutto quello che porta via da là lo porta sulla zona centrale e sulla zona più a sud. La comunicazione all'esterno di un territorio che si è comunque saputo rialzare in rapidità diventa allora basilare, così come l'informazione di ciò che sia realmente l'acqua alta a Venezia. Dobbiamo veramente far capire alla gente cosa vuol dire acqua alta, cosa vuol dire mare a 120 e a 140 sul medio mare, perché altrimenti tutti sono convinti che Venezia sia sempre allagata. Non è assolutamente vero. Quindi o riusciamo a far capire questo o altrimenti la crisi continuerà.